Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Radio Veneto Agricoltura. Abbiamo assistito nei giorni scorsi a una serie di eventi meteo davvero eccezionali, nubifragi a Verona, bombe d'acqua a Cortina, grandinate a macchia di leopardo sul territorio, per non dire poi degli incendi che stanno bruciando vaste aree del sud Italia e della Sardegna. Ci chiediamo, tutto questo è normale visto che siamo in estate e in estate questi eventi succedono, oppure è subentrato qualcosa di nuovo? Chiediamo tutto questo a Adriano Barbi, che è meteorologo dell'ARPA, del centro meteo con sede a Teolo. Siamo in collegamento con lui in questo momento. Ciao Adriano, grazie per essere con noi oggi. Quindi, cosa sta succedendo al meteo? Sì, diciamo che gli eventi registrati in questi ultimi giorni sul nostro territorio potrebbero rientrare in generale tra i fenomeni temporaleschi che di norma accompagnano la stagione estiva. Purtroppo in alcuni casi tali fenomeni risultano però particolarmente intensi, accompagnati da forti rovesci, forti raffiche di vento, talvolta anche trombe d'aria e grandinate che colpiscono a macchia di leopardo la nostra regione. In questi casi temporali di questo tipo si organizzano in sistemi convettivi più ampi al cui interno formano delle celle temporalesche, più celle temporalesche che ovviamente risultano molto più pericolose e impattanti rispetto alla singola cella temporalesca che normalmente ha vita abbastanza breve e coinvolge porzioni di territorio più limitate. Sistemi temporaleschi organizzati di questo tipo si possono invece considerare in generale abbastanza normali per il clima del nostro territorio, ma ovviamente in alcuni casi rari, fortunatamente, possono assumere intensità particolarmente elevate e pericolose, come purtroppo è successo domenica 23 agosto, soprattutto nel Veronese e nel Vicentino. Ma senti Adriano, dobbiamo abituarci a questi eventi che stanno succedendo con frequenza sempre maggiore? C'entrano i cambiamenti climatici? Cos'è che in pratica, sotto il profilo tecnico, cos'è che succede in cielo quando succedono questi eventi così forti, così potenti? Ecco, purtroppo bisogna dire che sì, nel contesto dell'attuale fase di cambiamento climatico, quindi qui entriamo appunto nel discorso dei cambiamenti climatici che stiamo già vivendo, in questo caso il riscaldamento globale non aiuterà di certo ad attenuare, in un certo senso a mitigare eventi intensi di questo tipo. Anzi, la maggior parte dei modelli climatici ci dicono che in futuro l'ulteriore crescita delle temperature potrà determinare un aumento sia in termini di frequenza che di intensità certi eventi estremi in alcune zone del pianeta, come eventi di precipitazione intensa, ma anche siccità e ondate di calore che purtroppo si stanno già verificando da alcuni anni e in maniera sempre più frequente. Anche nel nostro territorio, oltre ad un ulteriore innalzamento delle temperature, nei prossimi decenni sono previsti cambiamenti anche nel regime delle precipitazioni e quindi conseguenti modifiche anche negli estremi di precipitazione, tra i quali rientrano fenomeni intensi legati soprattutto ai temporali che potranno risultare quindi più intensi e frequenti proprio a causa dell'aumento della temperatura. Un fattore determinante proprio per l'aumento di frequenza e intensità di questi eventi estremi è proprio legata direttamente all'aumento della temperatura. Noi come cittadini e come la collettività, cos'è che può fare di fronte a questi cambiamenti climatici? Qual è il comportamento che bisogna adottare e quindi dare un contributo a far sì che vengano attenuate queste situazioni così potenti, così forti? Ecco, di fronte a questi scenari legati al cambiamento climatico, ci sono principalmente due strade da seguire che vengono indicate anche dalle istituzioni internazionali e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale attraverso l'IPCC dell'ONU. Allora, da un lato c'è la mitigazione, quindi attraverso
delle sostanziali riduzioni a livello globale delle principali cause del cambiamento climatico di origine antropica, attraverso ad esempio la riduzione dei gas ad effetto serra. Questa è una strada da percorrere a livello globale, quindi delle politiche internazionali che devono andare nell'ottica della riduzione dei gas serra, che sono la principale causa del cambiamento climatico attuale. L'altra strada da percorrere, che quindi ci coinvolge più direttamente anche a livello di singolo cittadino, ma a livello di istituzioni locali, e che deve essere percorsa in modo complementare alla prima, è quella del cosiddetto adattamento, che in parole povere consiste nel prendere coscienza innanzitutto di quello che potrà succedere al nostro clima in futuro, cercando di prepararci al meglio attraverso politiche di pianificazione e di difesa del territorio, ma anche personale, in modo da renderci meno vulnerabili e quindi più sicuri di fronte a certi eventi. In questo senso l'informazione e la prevenzione rispetto al cambiamento climatico e rispetto agli eventi meteorologici estremi, soprattutto, che sono quelli che hanno il maggior impatto sulle nostre vite e sul nostro territorio, diventeranno sempre più importanti. Quindi opere di anche informazione e di prevenzione diventeranno appunto sempre più importanti in futuro. Sì. A questo proposito volevo ricordare la vostra app Temporali, l'app dell'ARPAV, che mi sembra davvero fatta bene e interessante. Ce la vuoi spiegare brevemente? Sì, certo, rientrano tra le informazioni che noi cerchiamo di dare ai nostri cittadini, alle istituzioni, soprattutto nel campo della protezione civile, nell'ottica appunto di informare anche in tempo reale di quello che sta succedendo. Oltre alle previsioni meteorologiche e quindi gli allertamenti conseguenti emessi dalla protezione civile regionale, cerchiamo di fornire informazioni in tempo reale per capire quali eventi, che intensità e quali zone stanno per colpire sul nostro territorio regionale attraverso delle app, attraverso delle informazioni soprattutto attraverso internet, quindi, e attraverso app disponibili sugli smartphone, che ci indicano quali sono le zone che stanno per essere colpite in modo più violento da temporali. Ad esempio l'app Temporali ci dà proprio queste informazioni in tempo reale. Ecco, ricordiamo che l'app Temporali si può scaricare gratuitamente ed è veramente molto molto importante tenerla sott'occhio. Adriano, volevo chiederti una cosa: per il mondo dell'agricoltura, questi cambiamenti climatici cosa significano, soprattutto per il nostro territorio veneto e soprattutto in prospettiva? In prospettiva ci saranno dei cambiamenti sicuramente anche in campo agricolo, in campo culturale. Diciamo che tutto è legato al consistente aumento delle temperature previste nei prossimi decenni, che potranno modificare quindi, oltre che alla finologia delle più importanti colture presenti sul nostro territorio, anche modifiche ad esempio nella disponibilità d'acqua, parlando di regime pluviometrico che potrà cambiare nei prossimi decenni. Quindi risorse che potranno diventare sempre più limitate e che quindi si dovrà intervenire anche attraverso politiche di lungo periodo che possano permettere una mitigazione, quindi un adattamento a questi nuovi scenari climatici. Benissimo, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, Adriano, quindi ti ringraziamo il dottor Adriano Barbi del servizio meteo di Teolo dell'ARPAV per essere stato con noi oggi. Abbiamo fatto un po' il punto su quello che sta succedendo al nostro clima in questo momento. Grazie ancora e un arrivederci alla prossima occasione. Grazie a voi.